Buonasera a tutti e benvenuti al terzo ed ultimo appuntamento del 21° Festival Organistico di San Michele Arcangelo, edizione 2025. Siamo felici di accogliervi nella splendida chiesa di San Michele per un concerto speciale dedicato alla professoressa Maria Fontebasso, che prevede un interessante repertorio per organo. Come illustrato nel programma di sala, oggi ascolteremo capolavori di Mozart, Scarlatti, Schumann, Dupré, Bach, interpretati da due straordinari organisti. Andrea Scarpa, diplomato in organo e laureato al Conservatorio Superiore di Ginevra, vincitore di concorsi internazionali e attualmente organista titolare presso la Chiesa Maria Kronung di Witton, Zurich. Silvia Tomat, laureata in organo e composizione organistica al Conservatorio di Udine, vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali con esperienze concertistiche che spaziano dalla musica antica a quella moderna. Entrambi gli artisti hanno avuto il privilegio di essere allievi della professoressa Maria Fontebasso, fondatrice del Festival di San Michele, alla quale il Festival deve la sua lunga tradizione di eccellenza nella diffusione della musica organistica. Oggi i nostri artisti ci guideranno in un viaggio sonoro che attraversa diversi secoli di musica, unendo virtuosismo, profondità spirituale, bellezza melodica. Vi invitiamo ad immergervi nella ricchezza dei suoni dell'organo e a lasciarvi trasportare dalle emozioni di questa esperienza musicale veramente unica. Prima di cominciare ringraziamo sentitamente per il sostegno e la sua presenza il parroco Don Graziano De Nardo, che invito a raggiungerci qui per un breve intervento. Buonasera a tutti voi presenti, un saluto in modo particolare ai familiari della professoressa Maria Fontebasso, che vedo qui presenti, o quanti i fratelli che non possono essere presenti. Ci uniamo a voi nel ricordo della professoressa Maria Fontebasso, il cui nome resta nella memoria e nel ricordo di tutti noi. E un pensiero grato prima di tutto è a quanti organizzano, professoressa Milli e chi con lei collabora a organizzare tutto questo percorso del festival e anche questa serata in memoria di lei. Una vita, quella di Maria, completamente dedicata alla musica, come già ben sappiamo, ma non dimentichiamo qualche altro tratto caratteristico: il darsi da fare per aiutare chi aveva bisogno. Con questo spirito aveva fatto parte della San Vincenzo, servendo personalmente i pasti ai poveri. Ricordiamo questa musica che ha diverse tonalità in una vita, una ricchezza di suoni, di armonia, quella dell'amore ai fratelli. La nostra parrocchia la ricorda con tanta riconoscenza per il servizio liturgico che ha prestato qui in questa chiesa per tanti anni in qualità di organista. Ha animato ogni domenica la liturgia con il suono dell'organo. Qualche particolare curioso che i parrocchiani mi hanno ricordato: amava suonare la Ninna Nanna di Brahms il giorno del battesimo di ogni bambino. Allora accompagnava quel momento con la Ninna Nanna di Brahms. E poi in certi momenti importanti, gioiosi della comunità, applaudiva da lassù con il solenne suono dell'organo che ci metteva tutti in uno spirito di allegria e di gioia. Una vita, quella di Maria, che è anche stata una vita di fede, a partire proprio dalla musica, che riteneva una via privilegiata per dire il mistero e la bellezza di Dio e per incontrarlo. Una fede, la sua, come in tutti gli aspetti del suo fare, una fede sobria, essenziale, fatta di preghiera, di generosità, di servizio. Una stretta collaboratrice la ricorda così:
par bello rileggere queste parole che ci aveva detto l'anno scorso, al tempo in cui abbiamo salutato Maria. Così raccontava: ho sempre pensato che fossi una persona speciale, Maria, una persona su cui contare, e mi sembra impossibile che tu ora non ci sarai più. Eri una certezza, sapevo che alle 10:30 della domenica tu saresti entrata da quella porta, mi avresti chiamata per avere il programma dei canti e poi saresti andata su a suonare e avresti riempito la chiesa con il suono dell'organo. Ciao Mary, ti saluto dicendoti che qui lasci un grande vuoto e un grande silenzio. Senza di te tutta la nostra comunità è più povera. Addio e grazie. Così questo ricordo che teniamo davvero vivo ed è un dono che degli allievi suoi siano qui a ricordarla e a donarci anche un po' quello che hanno imparato da lei, e che questo concerto e questa occasione ravvivi in tutti noi la memoria e la gratitudine. Prima di addentrarci nel vivo di questo concerto, come di consueto, desidero esprimere i doverosi ringraziamenti alla direttrice artistica Milly Fullin e a tutte le persone e le istituzioni che ci hanno costantemente supportato nella realizzazione di questo importante evento. In particolare la parrocchia di Salsa, che appunto ci ospita, il parroco Don Graziano Denardi, che abbiamo appena sentito, all'amministratore comunale di Vittorio Veneto per il costante sostegno, l'assessore alla cultura Enrico Padoan, la Tenda TV, Radio Conegliano e nel ricordo del direttore Michele Borrella, a cui rivolgiamo appunto un ricordo particolare. La ditta organara Francesco Zane, il Lions Club di Vittorio Veneto, 3G Ortopedia Sanitaria, Bagliano Gioielli, Visentin Abbigliamento, Padoan Arredamenti, Banca della Marca, Motori, Omega, Ottica Centrale, Collodel Gioielleria, De Marchi Gas, l'associazione Serassi, gli amici del festival, gli sponsor e tutti i collaboratori vecchi e nuovi che con il loro impegno hanno reso possibile questa edizione. Rivolgiamo un grazie speciale anche alle realtà locali che ci sostengono, e mi riferisco ai privati, in particolare alla famiglia Carla da Ros, Giovanni Barbantini, citati nei libretti dei programmi di sala. Un grazie di cuore a tutti coloro che credono ed investono in questa manifestazione e a voi pubblico che ci sostenete sempre con tanto entusiasmo. E prima di proseguire vi invitiamo, come sempre, a silenziare i vostri cellulari per evitare interferenze con le registrazioni della Tenda TV, che ringraziamo per la puntuale presenza. E come di consueto vi ricordiamo che sarà possibile rivedere le registrazioni dei concerti sulla loro pagina dedicata. Grazie a tutti e buon ascolto.
Vorrei invitare qui Andrea Scarpa e Silvia Toma. E anche la direttrice artistica Mimmi Fullin. Mimmi Fullin ora consegnerà ai due organisti 2 libri offerti dall'Archivio Diocesano di Arte Sacra e anche un libro offerto dalla professoressa Maria Fontebasso, che proviene proprio dalla sua biblioteca personale. E ora lascio la parola a Mimmi Fullin. Grazie, allora è molto emozionante per me aver invitato loro due, perché lui era il piccolino quando io studiavo e lei era quella di Udine, che praticamente abbiamo studiato tutti insieme, però in tempi diversi. Però lui mi ricordo che insomma era proprio piccolo piccolo, era sempre, seguiva molto, come dire, tenacemente la Maria. Io le ringrazio veramente di cuore perché mi avete emozionato rivedervi dopo tanto tempo. E ringrazio anche voi perché veramente siete numerosi in una giornata così fredda, ma immaginate loro che hanno suonato, gli farei un altro applauso veramente. Vuoi dire qualcosa? Ecco, io ricordo anche il registrante, che è Stefano Maso, che anche lui è stato allievo della Fontebasso, adesso è un organista anche lui eccellente sull'improvvisazione, ha studiato all'estero. Fatti vedere Stefano così ti vediamo un attimo, è un po' umile anche lui. Abbiamo anche un altro, l'ultimo allievo forse, Michele Baccichet, l'ingegnere Michele Baccichet è qua tra di noi. E niente, io veramente vi ringrazio di cuore. Non aggiungerei altre parole perché fa un po' freddo, però vi invito il prossimo anno al festival. Di solito lo facciamo a settembre, quindi con un po' più caldo. Questa volta abbiamo voluto abbinare Santa Cecilia, ricordando appunto la professoressa Maria Fontebasso, e saluto anche il fratello che è presente e anche i coniugi di Sant'Olio. Niente, vi invito il prossimo anno e grazie ancora di tutto. Buona serata.